Portogruaro, stamani i gruppi consigliari di maggioranza, con il sindaco Antonio Bertoncello ed altri colleghi sindaci, hanno organizzato davanti all'ospedale San Tommaso dei Battuti un presidio per testimoniare la volontà tesa a salvaguardare i servizi sociosanitari del portoguarese. Presenti all'iniziativa, oltre ad alcuni esponenti del Partito Democratico e di rappresentanti delle associazioni, anche un discreto numero di cittadini. Siamo con Alessandro Coccolo, consigliere comunale a Cintoco Maggiore, all'opposizione. Oggi si è appena conclusa una manifestazione a difesa dell'ospedale civile di Portogruaro. È emerso un problema, cioè che la regione Veneto sta trascurando questa parte, diciamo, del Veneto orientale. Allora forse non sarebbe il caso anche di ripensare ad un eventuale passaggio del portogruarese al Friuli? Ma non è una domanda, secondo me non è il punto vero della questione. I confini regionali esistono, è chiaro che le aree di confine hanno bisogno di un'attenzione maggiore rispetto alle altre. Nel caso della sanità, essere area di confine, nel caso nostro, significa una cosa specifica, significa milioni, decine di milioni di euro pagate dalla Regione Veneto per le fughe in Friuli. Con apposite convenzioni con il Friuli è possibile limitare il più possibile questo fenomeno, di fatto è spreco di denaro pubblico. La manifestazione di oggi è utile perché si è risvegliato anche un senso di orgoglio verso questo territorio. Partiamo noi come Partito Democratico, come centrosinistra, siamo sicuri però di trovare in questo cammino anche l'appoggio di tanti amministratori. Come è stato detto anche più volte da chi ha preso la parola durante la presentazione di questa iniziativa, al momento c'è molta confusione sul tema e noi come PD stiamo cercando di fare chiarezza. La chiarezza significa questo, dire chiaramente che l'ospedale di Portogruaro è a rischio, dire che ancora un anno e mezzo fa, quasi 2 anni fa, in conferenza dei sindaci, sono stati assunti degli impegni che non sono ancora stati portati a termine. Significa anche dire che riorganizzazione sociosanitaria non può significare tagli senza investimenti, ma significa la valorizzazione dei poli di Portogruaro e San Donà, un ripensamento in senso più specialistico di Jesolo, ma non certo un'asfissia che purtroppo nel caso di Portogruaro sta assumendo dimensioni preoccupanti e che di sicuro peggiorerà per tutti quanti i cittadini la qualità del loro servizio sociosanitario.